nella notte davanti ad un bar a Cison di Valmarino, 46enne muore poco dopo il ricovero all'ospedale, pare fosse intervenuto a sedare una zuffa. 2 fratelli fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Scontro frontale nel pomeriggio tra un'auto ed un camion sulla strada del Santo a Loreggia, morto un 31enne, ferito il camionista, strada chiusa al traffico. Ha cercato di violentare la conducente di un bus messo in fuga da un passeggero e fuggito facendo cadere un'anziana, clandestino arrestato a Vicenza dalla polizia. Infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto, il referente di una cosca viveva nel lusso nell'Alta Padovana, arrestato dalla Guardia di Finanza. 13 telefoni cellulari scoperti all'interno del carcere di Belluno erano nascosti nei muri e dentro delle saponette, indagano i carabinieri. 19ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Treviso, seconda giornata di festa nella Marca, passerella in centro e partenza della gara da strada ovest, migliaia assiepati lungo il percorso. Sole e caldo, dopo un mese e mezzo tra i più piovosi e freddi dell'ultimo secolo arriva l'estate, weekend all'insegna del bel tempo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca con la tragedia che si è consumata a Cison di Valmarino questa notte, una rissa finita nel dramma, un 46enne preso a calci e pugni muore poco dopo all'ospedale di Conegliano. I carabinieri hanno fermato 2 fratelli ventenni. Sentiamo. Una rissa che finisce in tragedia. Alessandro Sartoro, operaio di 46 anni di Cison di Valmarino, che resta a terra privo di sensi. Una serata di festeggiamenti che si trasforma in pochi istanti in un dramma. Il tutto succede intorno all'1 di notte all'esterno della locanda Al Baccaro della frazione di Tovena, dove è in corso una festa per il passaggio oggi del Giro d'Italia. All'improvviso però gli animi si accendono, scoppiano alcune risse tra i presenti. I motivi non sono ancora chiari. Quello che succede negli istanti successivi deve essere ricostruito. Stando ad alcune testimonianze sembra che Alessandro Sartoro abbia tentato di sedare le liti, rimanendone coinvolto, preso a calci e pugni prima di cadere a terra. Immediato l'arrivo del SUEM che trasporta Sartoro all'ospedale di Conegliano, dove muore poco dopo. Sul posto giungono anche i militari dell'Arma che acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e accompagnano in caserma una quindicina di persone che vengono ascoltate per tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi. Tra loro ci sono anche 2 fratelli poco più che ventenni di Fara di Soligo, sui quali si concentra da subito l'attenzione degli investigatori. I ragazzi avrebbero raccontato agli amici di non aver colpito Sartoro, ma di essergli passati accanto, poi lui sarebbe caduto a terra. Intorno alle 15 2 fratelli vengono accompagnati al comando dei carabinieri di Treviso, sottoposti a fermo di indiziato di omicidio. Intanto Tovena è un paese sotto shock, tutti conoscevano Alessandro Sartoro e faticano a credere che non ci sia più. Scioccati. E conosco bene la famiglia, il padre, la madre, ma che lui era sempre qua, non avrebbe fatto male a una mosca. Ed ancora cronaca dal Padovano, scontro frontale nel pomeriggio a Loreggia, sulla strada del Santo, morto un 31enne, sentiamo. Gravissimo incidente frontale tra un'auto e un camion lungo la nuova statale del Santo. Morto il 31enne alla guida dell'auto, mentre il conducente dell'auto articolato è ricoverato all'ospedale di Campo San Piero. Lo schianto è avvenuto mercoledì pomeriggio a Loreggia allo svincolo in direzione Castelfranco. I pompieri, arrivati dalla Castellana e dal Cittadellese, hanno tentato di estrarre il conducente dalla vettura diventata un ammasso di rottami, ma per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante. La strada per qualche ora è rimasta chiusa al traffico. Terrore ieri mattina a Vicenza per una donna autista di un pullman del servizio di trasporto pubblico locale. Un nigeriano clandestino ha tentato di violentarla. Violenza sessuale in pieno giorno a Vicenza, momenti di terrore per una 35enne autista di un pullman di linea di una compagnia privata di trasporto. L'aggressore è un nigeriano di 31 anni già noto alle forze dell'ordine, clandestino nel nostro paese. Quartiere Villaggio del Sole, via del Carso, ore 9:30 del mattino. La conducente dell'autobus ha fermato il mezzo nel parcheggio, ha finito la corsa e mentre aspetta di ripartire sta sistemando e pulendo il mezzo come fa ogni volta.
Certo, non può immaginare cosa accadrà di lì a qualche minuto. Nota infatti un uomo di colore che si avvicina al mezzo, crede abbia bisogno di informazioni, apre le porte e questo senza aprire bocca sale e subito le salta addosso, l'aggredisce, la palpeggia ovunque. Lei cerca di divincolarsi e nel farlo cade a terra di schiena, sbatte la testa, lui gli è sopra, cerca di sfilarle i pantaloni, sono minuti concitati. Fortunatamente le sue urla di aiuto sono state udite da qualcuno. Il passante ha sentito le grida disperate della donna e quindi è intervenuto fattivamente per liberarla dall'aggressione del soggetto. L'uomo, oltre a colpire l'aggressore facendolo scappare, lo immortala col cellulare mentre se ne va. Una fuga di pochi minuti, qualche strada più in là, in via Battaglione a Aosta, il nigeriano urta un'anziana con la nipotina di 10 anni facendola cadere a terra, ma l'uomo non ha fatto i conti proprio con la ragazzina. La bambina ha avuto la prontezza di spirito di avvisare il 113 e quindi in questa seconda fase, quella dell'inseguimento, ha consentito poi al volante che era sulle tracce del fuggitivo di poterlo bloccare all'interno di un condominio. Un vicolo cieco per il nigeriano che alla fine viene arrestato, per lui l'accusa di violenza sessuale aggravata oltre ad altri reati. In Italia dal 2016 con una richiesta di asilo negata, oggi clandestino, pregiudicato, carattere irascibile, era già stato arrestato dalla Polfer qualche settimana fa ma era tornato libero. E presunte molestie ad una ragazzina sul tram, la sedicenne sporge denuncia insieme ai genitori. Ai nostri microfoni parla la mamma, è accaduto nel Padovano, sentiamo. Mia figlia ieri mi ha telefonato verso le 2:15, 2:20, chiedendomi di correre al Borgomagno, al Cavalcavia Borgomagno. Lei esce da scuola, prende il tram e torna a casa. Ho sentito la voce rotta dal pianto, sono arrivata e lei è scesa dalla macchina di suo papà e piangendo mi ha abbracciato fortissimo, mi fa: mamma, mi ha toccata dappertutto, che schifo, che schifo. Solo quando ha abbracciato la mamma è riuscita a sfogarsi, a raccontare quello che pochi minuti prima le era capitato sul tram. Mai avrebbe pensato di sentirsi in pericolo durante quel percorso che ogni giorno fa tornando da scuola, e invece quella tratta così abituale dalla fermata Eremitiani all'Arcella si è trasformata in un viaggio da incubo per una sedicenne padovana. Uno straniero, approfittando della calca, le si sarebbe strusciato addosso in modo esplicito. La sedicenne, paralizzata dal terrore, cerca di spostarsi, ma lui la segue all'interno del tram. Si è posizionato davanti a lei e ha iniziato proprio a strusciarsi. Le ha messo una mano sotto il sedere, ha appoggiato un'altra mano sul ferro, il corrimano dell'obliteratrice, e ha iniziato proprio a strusciarsi. A quel punto la studentessa d'impeto riesce a scendere alla fermata del Borgomagno ad avvisare i genitori, che decidono di sporgere denuncia ai carabinieri. Il molestatore, secondo quanto descritto dalla giovane, sarebbe un africano sui 40 anni. Non si sa se l'uomo l'avesse notata prima di salire sul tram o sul mezzo. Quel che è certo è che le sue intenzioni erano esplicite, racconta la madre. Ieri sera abbiamo avuto questo sentore, lei crede di averlo riconosciuto. Ora adesso vado dai carabinieri a comunicare questa notizia, perché purtroppo è un vicino di casa, se è questa persona qua. La sedicenne è rimasta turbata da quanto accaduto. La mamma l'ha accompagnata a scuola e sta cercando di tranquillizzarla in queste ore, ma dice: non bisogna rimanere in silenzio, molestie e palpeggiamenti vanno denunciati subito. Il primo istinto mio era di uccidere qualcuno, perché proprio non posso accettare una cosa del genere. A Padova stiamo contattando dei servizi sociali per un colloquio con una psicologa, perché è proprio rimasta scioccata. Lei alterna momenti di serenità, tranquillità, a momenti in cui proprio cede allo sconforto. No, io assolutamente il tram non lo voglio prendere più. Infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. Il referente di una cosca abitava nell'Alta Padovana, è stato arrestato, sentiamo. Una vita da jet set, ville con piscina, macchine costose e vacanze in smoking in Costa Azzurra, professione disoccupato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di Domenico Basile, 59 anni, originario di Crotone ma residente a Gazzo Padovano. In passato aveva gestito un locale nel Vicentino a Torri di Quartesolo, ora risultava in cerca di occupazione.
L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Grattieri, ha però svelato una realtà diversa. L'uomo era il referente della cosca di Cutro, in provincia di Crotone, per la zona di Padova, Treviso e Vicenza. Per conto della famiglia mafiosa dei Manollo, era diventato l'usuraio delle 3 province. Prestava infatti soldi agli imprenditori in crisi, vessandoli poi con minacce a loro e alle loro famiglie, mostrando ripetutamente la pistola che portava alla cintura. L'arresto dell'uomo si inserisce in un'operazione che ha portato in cella altre 35 persone, tutte nella provincia di Crotone, a cui sono state contestate l'associazione mafiosa, il traffico di droga, l'estorsione, l'usura e l'intestazione fittizia di beni. Ancora infiltrazioni mafiose dunque in un territorio, quello del nord-est, che non può più dirsi distante dalle attività criminali dei clan. Giovani e droga, professore scopre alcuni studenti mentre fumano in cortile uno spinello e viene aggredito. È successo a Vicenza, sentiamo. Li scopre mentre in cortile della scuola, un istituto superiore di Vicenza, stanno fumando, ma non è una sigaretta, l'odore è quello inconfondibile di uno spinello. Il professore redarguisce i 3 minori e chiama le volanti. In attesa del loro arrivo però scatta la reazione di uno dei 3 che insulta l'insegnante dandogli del bastardo, lo aggredisce afferrandolo per l'avambraccio, graffiandolo e strappandogli la camicia. All'arrivo della volante il giovane è stato denunciato per lesione a pubblico ufficiale e oltraggio, mentre un altro dei 3 studenti come assuntore con sé aveva 4,5 grammi di marijuana. Scoperti nel carcere di Belluno 13 cellulari detenuti illegalmente dai reclusi, erano nascosti nei muri ma anche nelle saponette. Sentiamo. Non vedo l'ora di uscire da questo maledetto carcere per poterti abbracciare e augurarti di persona un felice 2019. Peccato che il messaggio fosse arrivato alla persona sbagliata, a riceverlo un bellunese che non aveva nei suoi contatti quel numero telefonico. Così, insospettito, lo ha portato ai carabinieri. Immediate le indagini. La scheda SIM apparteneva ad una donna legata da un vincolo di parentela proprio con un detenuto del carcere bellunese. Il pubblico ministero ha così avviato un'attività di controllo e di perquisizione delle celle. Le indagini hanno accertato un notevole traffico telefonico in diversi momenti della giornata, anche in quegli orari in cui i detenuti sono costretti a rimanere nelle loro celle. Grazie a un sistema di triangolazioni sono stati trovati cellulari nascosti all'interno di muri, suppellettili, addirittura infilati nelle saponette. Il sistema era alquanto ingegnoso. Probabilmente durante gli orari di visita i parenti dei detenuti, approfittando dei controlli meno rigidi nei confronti dei minori, consegnavano ai detenuti il materiale elettronico. In totale sono stati sequestrati 8 cellulari di varie marche, 5 mini telefonini, 5 schede SIM, caricabatterie e auricolari. Ora sono in corso le indagini per risalire alle varie telefonate effettuate incrociando numeri e per valutare l'entità degli illeciti. Torniamo ora a parlare della superstrada pedemontana veneta che lunedì verrà inaugurata nel tratto tra Thiene e Breganze dal vice premier Matteo Salvini e dal governatore Luca Zaia. È di oggi, dopo le numerose polemiche dei giorni scorsi, una puntualizzazione del ministro dell'ambiente Sergio Costa. Questi aveva infatti annunciato di aver dato il via alle indagini in seguito alla segnalazione della presenza di rifiuti sul tracciato dell'arteria veneta. Ora il ministro fa sapere di voler smorzare le polemiche politiche sui cantieri della pedemontana, chiarendo, si legge in una nota ufficiale del ministero, una volta per tutte che non è l'opera che determina i rifiuti e che quando un'opera è legittimamente autorizzata secondo le procedure di legge questo basta. Costa conferma di aver chiesto un controllo ai carabinieri quando gli sono arrivate le segnalazioni sulla pedemontana nell'ambito di una procedura ordinaria e per accertare possibili cattive gestioni. Ed ora andiamo a Treviso perché oggi è stato il giorno del Giro d'Italia con la sfilata dei ciclisti in Borgo Mazzini e la partenza da Strada Ovest, una grande festa rosa. Vediamo. Il sole decide di farsi rivedere nella giornata in cui a Treviso esplode la festa in rosa del Giro d'Italia. Scuole chiuse, famiglie appassionati assiepano Borgo Mazzini e via Sant'Agostino. La carovana rosa che ieri ha attraversato la Marca oggi riparte dal cuore della città. Per chi si tifa oggi?
Sicuramente Vendrame, che è un nostro paesano, quindi Mariano Di Piave lo conosciamo tutti e speriamo che faccia almeno un buon piazzamento, dai. Una bella giornata poi. Sì, beh, una meraviglia, dopo 29 giorni di pioggia ci voleva il primo giorno di sole. E per chi tifa oggi? Ben Nibali e dopo anche quei altri. Io vengo da Forlì, non abito a Treviso. E che impressione ha? Tutto bello, tutto molto bello, sì. Sono venuta dal mio nipotino. Sì. Tu per chi tifi? Nibali! Viva l'Italia! Oggi sport, divertimento, bel tempo, credo che ci siano tutti gli elementi per potersi godere questa bellissima giornata e soprattutto godiamoci questa città da un punto di vista diverso, a piedi e in bicicletta, meraviglioso. Metteremo in campo fin da subito risorse e progetti perché Treviso sia sempre più una città ciclabile. Treviso, capitale della bicicletta, dice il sindaco. Il palco del foglio di firma è allestito davanti alla storica bottega di Pinarello. Salgono il capo della polizia Franco Gabrielli, la nazionale femminile di pallacanestro, i campioni più grandi e piccoli aspettano per primo mattino sotto il sole. Eccolo lo squalo Vincenzo Nibali, ecco l'equadoregno Richard Carapaz in maglia rosa. La carica dei 143 sale in bici. La tappa che li porterà a San Martino di Castrozza inizia con la passerella cittadina, in una Treviso addobbata in ogni angolo. Giro d'Italia che è vetrina del territorio. Il presidente del Veneto Luca Zaia, puntuale alla partenza, annuncia che si stanno già organizzando gli appuntamenti veneti del Giro 2021. Stiamo già abbozzando un progetto di visibilità per i territori e stupiremo con tappe sicuramente che faranno parlare. Direi che non c'è Veneto senza Giro, non c'è Giro senza Veneto. Abbiamo chiuso la fase dei 100 anni della Grande Guerra con il 2018, per cui adesso ampliamo tutto quello che sono ricorrenze storiche ma anche eccellenze dei territori da un punto di vista agroalimentare e magari anche eccellenze dal punto di vista industriale e artigianale. Il Giro è questo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG, siamo alla pagina del calcio all'indomani della sentenza della Corte d'Appello che ha riammesso il Palermo in Serie B, la rabbia del Venezia, squadra, allenatore e società. Vediamo. Quello che sta succedendo è inaccettabile. Credo che qualsiasi persona sana di mente non possa accettare la situazione che ci troviamo a vivere in questi giorni. Sono spiazzato, non so cosa dire ai miei partner, ai nostri tifosi, alla città di Venezia. Come si può spiegare questa follia? Inizia con un messaggio di rabbia e amarezza del presidente Tacopina, la conferenza stampa dell'allenatore, del Venezia FC, del difensore e del DG, dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha riammesso il Palermo in Serie B, portando i veneziani a disputare i play-out contro la Salernitana, dopo che nei giorni scorsi alla squadra era stata comunicata la salvezza. Un comportamento inaccettabile, commentano, che ha poco a che fare con il calcio. Non è calcio, non è quindi di conseguenza sport. Metto in evidenza un aspetto, l'attendibilità di un evento che ci è stato comunicato di dover disputare ieri, cioè a 5 giorni da quando si dovrà eventualmente disputare, dopo per 25 giorni tutti, quindi non è che noi ci alzavamo la mattina e dicevamo e ci inventavamo che eravamo salvi, tutti ci dicevano che eravamo ormai salvi. E quindi ci siamo allenati di conseguenza con delle lunghe pause, con 3 o 4 giorni di riposo fine settimana. Quello che sto dicendo io non deve sapere di giustificazione per aver paura di giocare un play-out. Io non ho avuto mai paura perché ho pensato di non giocarlo. La squadra non ha la preparazione fisica né psicologica per affrontare questa doppia sfida. Noi ci giochiamo tutto in queste 2 partite, ci giochiamo contratti, giochiamo soldi per le nostre famiglie, il futuro. E come noi se lo giocano le famiglie di tutto lo staff, le famiglie di tutti i dipendenti della società, quindi non vedo perché ci debba essere richiesto di fare una cosa che sportivamente parlando in questo momento è una follia. C'è amarezza anche tra i tifosi. Lo striscione dei nostri tifosi che è stato appeso ieri fuori dal nostro campo di allenamento, in cui c'è scritto vicino a rispettate la maglia, non giocate, che sembra una grande contraddizione perché di solito il rispetto per la maglia te lo chiedono giocando una grande partita. In questa frase c'è tanto. Io credo che chi ha la capacità dovrebbero leggerla un pochino.
Il Venezia è stato trattato come una realtà provinciale chiosa al DG. C'è la percezione, per come è stata gestita questa situazione, che il Venezia non abbia gli stessi diritti delle altre squadre. Noi non possiamo essere l'agnello sacrificale dei problemi di gestione di altri. Domani si impugnerà l'atto nei tribunali competenti. E proseguiamo con il calcio. Il Cittadella vince 2-0 la finale d'andata per la promozione in Serie A. È una città fa festa e spera. Vediamo il racconto della lunga serata. 2-0, una vittoria che alla vigilia pareva quasi impossibile e invece così il sogno del Cittadella continua. La promozione in A ora è alla portata, la gara di ritorno della finale, domenica sera alle 21:15 a Verona, è tutta da giocare per i Granata. I 7.000 spettatori, circa 1 migliaio di veronesi, arrivano tutti a piedi o in bicicletta e può accadere solo qui. Famiglie, bambini, addirittura scolaresche, un clima di serenità misto a grande attesa. C'è l'atmosfera giusta, quanto finisce la partita? 1-0 per il Città. Un 1-0 per il Città. Che andrebbe bene, sì. Benissimo. 2-0, uno non basta, 2. Inizia la partita, in città cala il silenzio, la piazza è deserta, solo il municipio fa capire dove siano tutti, allo stadio o nei 3 o 4 locali aperti, dove trova rifugio chi non è riuscito ad acquistare i biglietti. Non abbiamo trovato i biglietti, è andato tutto in sold out, quindi siamo venuti qua. Sarebbe un sogno che si realizza. Speriamo almeno un altro gol come minimo. Poi ad accendere speranza e addirittura certezza il raddoppio, 2-0, adesso il sogno può continuare. All'uscita solo entusiasmo e ottimismo, a patto di andare a Verona per attaccare, non per difendere il 2-0. C'è voglia di sorridere, di scherzare, ma è sempre tifo a favore, mai contro, e questo fa la differenza tra un bravo e un pessimo sportivo. Al Tombolato la sfida è finita 2-0, il sogno continua. 2-0 molto meglio che 1-0, direbbe qualcuno. Per il Verona un po' di paura adesso nella gara di ritorno, tifosi del Cittadella davvero entusiasti. Vinciamo a Verona, vinciamo. Noi siamo tifosi di Vicenza, ma ci siamo aggregati a tifare questa grande squadra che si merita la Serie A. La Cittadella è una squadra che gioca molto bene in trasferta, quindi sono molte speranze. I tifosi veronesi invece sono disperati. 2-0 è un disastro, però ci crediamo al Bentegodi, ci crediamo. Forza Città! Sole e caldo dopo un mese e mezzo tra i più piovosi e freddi dell'ultimo secolo, torna finalmente l'estate, weekend all'insegna del bel tempo. Sentiamo il dettaglio nelle previsioni del meteorologo Giancarlo Ianicelli. Dopo tanti giorni, oggi abbiamo visto gli effetti positivi dell'anticiclone dell'Azzorre che ha deciso di espandersi verso di noi e bloccare quel flusso di aria instabile che ci ha interessato per così tanti giorni e che fa sì che ormai questo maggio sarà archiviato come uno dei più freddi e dei più piovosi degli ultimi decenni. Ma guardiamo avanti, quindi prevediamo per domani cielo in prevalenza sereno, dei cumuli che si formeranno nel pomeriggio più intensamente sui rilievi, non daranno effetti e dovuti anche al caldo, quindi al bel tempo. Per domenica è lo stesso discorso, ma potremmo dire che anche gran parte della prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile a temperature che andranno anche al di sopra delle medie stagionali. Per quanto riguarda i venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature 16-18 gradi le minime, le massime come dicevamo 26-28 gradi e poi localmente nel corso della settimana anche 30 gradi. Per finire l'Alto Adriatico si parte da un poco mosso a un localmente mosso. È tutto. E siamo al termine anche di questa edizione, vi ricordo subito dopo i telegiornali torna 20:10, parleremo dei danni all'agricoltura provocati da questa prolungata fase di maltempo che sembra finalmente essersi conclusa. Ospiti in studio Paolo Quaggia, presidente della CIA di Venezia, e Francesco Faraon, vice direttori della Coldiretti di Treviso. È tutto dunque, vi lascio come sempre al nostro meteo, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone abbraccia le nostre regioni dove il bel tempo ci accompagnerà nella giornata di sabato 1° giugno. Il mese dunque inizia nel migliore dei modi. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime estive tra 23 e 27 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Bel tempo dunque, clima caldo dappertutto. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sarà infatti un sabato all'insegna del sole anche sulla nostra regione, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, clima caldo con massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.